Salute pubblica e occupazione dei lavoratori, diritti da tutelare e salvaguardare, ma vanno create prima le condizioni. I nodi ruotano attorno al futuro dell'ex stabilimento Italcementi di Porto Empedocle. C'è un'avvertenza aperta rispetto ad una prospettiva incerta. Da qui la decisione del Consiglio Comunale della cittadina marinara di accendere riflettori sulla vicenda. Lo ha fatto qualche giorno fa con una seduta straordinaria alla quale hanno partecipato anche i parlamentari agrigentini, i rappresentanti sindacali, ma non i vertici dell'azienda. E allora la conferenza dei capigruppo, tenuto conto dei contenuti emersi durante i lavori d'aula, ha redatto ora un documento per mettere a fuoco alcuni passaggi salienti. Il primo riguarda i lavoratori. È fondamentale conoscere, si legge, se esistono elementi tali da far ritenere possibile una loro riassunzione a Porto Empedocle o in eventuali altri stabilimenti. Mentre se lo stabilimento non dovesse riprendere l'intero ciclo produttivo, rendendo definitiva l'interruzione dei rapporti occupazionali, l'Assise di Vigate è vogliosa di conoscere a stretto giro la destinazione cui l'azienda vorrà dare ai 700 ettari di territorio occupato. È importante per quanto concerne l'area, si legge ancora nel documento, avere contezza di eventuali cessioni ad altri imprenditori o di possibili reimpieghi da parte della stessa impresa, attivando i necessari protocolli di legalità a garanzia del territorio. In entrambe le ipotesi, interesse prioritario rilevato in aula è quello di richiedere all'azienda la bonifica integrale dell'area al fine di scongiurare qualsiasi immissione inquinante su Porto Empedocle e su tutta la zona limitrofa. Infine, il Consiglio Comunale si riserva di valutare la possibilità di istituire una commissione consiliare con l'ausilio di organismi pubblici e con il coinvolgimento dei sindacati nel rispetto della normativa vigente per avviare una seria conoscenza dei luoghi al fine di evitare passività ambientali. E tutto questo in attesa, conclude il documento, delle determinazioni del governo regionale e della deputazione per avviare una seria avvertenza sulle cementerie, aspetto lanciato nei giorni scorsi dal parlamentare empedoclino Michele Cimino.